Per l'11ª giornata di prima categoria girone C al Ceravolo di Genova il Granarolo torna davanti al proprio pubblico dopo lo 0-0 sul campo del San Lorenzo della Costa, affamato di punti importantissimi per stare agganciati al trenino di testa. A rispondere c'è la Cogornese che, reduce dal prezioso 1-1 contro la capolista PSM Rapallo, prova a dare continuità ad un risultato che ha dato molta fiducia in chiave salvezza. Arbitra l'incontro il signor Gemme della sezione di Novi Ligure. Rotola il pallone e dopo una prima fase iniziale di equilibrio la Cogornese a farsi vedere in avanti al 18°, con il suo numero 9 Cizmia che controlla in area e calcia così, non centrando lo specchio. 2 giri di orologio più tardi sono ancora i rossoblù a provarci con Molinari che mette un pallone tagliato alle spalle della difesa, Ramella scatta sul limite, si smarca in modo elegante e prova al destro, ma Veronese è attento e blocca in presa bassa. Il match si sblocca al 25° con questa conclusione da manuale di Dalpaos che libera il tiro dai 25 metri e mette all'angolino lo 0-1 ospite. Neanche il tempo di rimettersi in ordine che arriva anche il raddoppio. Pilon si fa rubare un pallone sanguinoso da Ramella che ne approfitta e imbuca sul primo palo siglando lo 0-2 per i rossoblù. Alla mezz'ora è timida la reazione dei padroni di casa con questa conclusione di Gagliano terminata ampiamente sul fondo. Sul finale di tempo crescono ancora i ragazzi di Mister Muzio che sfiorano il tris al 40°. Pimentel pesca in area Ramella che controlla a seguire ed incrocia sul secondo palo, non trovando la porta. Ma il gol che sembrava nell'area si materializza nel primo minuto di recupero. Molinari calcia dal limite. Una deviazione sporca la traiettoria e il pallone arriva ad Adorno, il cui tentativo di liberare diventa preda facile per Cizmia, che gli piomba addosso e firma il gol dello 0-3 per i Cogornini. E su questa azione cala il sipario sulla prima frazione. Comincia la ripresa e si fa davvero dura per il Granarolo, la Cogornese vuole subito chiuderla e al 54° Dalpaos imbuca così di testa il gol che vale il poker, iscrivendosi per la seconda volta al tabellino marcatori. Al 58° altro brivido per i biancorossi da calcio d'angolo, Mazzino viene lasciato da solo sul secondo palo e a tu per tu con Veronese si divora il quinto gol. Al 64° i ragazzi di Mister Messina provano a rimboccarsi le maniche e reclamano un penalty per questo presunto fallo in area ospite, tocco che il signor Gemme giudica regolare e che noi rivediamo grazie alle nostre immagini. Dal conseguente calcio d'angolo però, dopo una gran parata di Ferrario, il Granarolo accorcia le distanze con Adorno, che da 2 passi calcia forte sotto la traversa e fa 1-4. Al 69° nuove proteste per i padroni di casa per un presunto fallo che noi rivediamo alla moviola. Mazzino prova a spazzare, Mantinio tenta di controllare con il petto e va giù, ma per il direttore di gara si può proseguire. Al 30° della ripresa arriva un'occasione per parte. Prima Rugari scalda i guanti di Veronesi con un destro secco dai 30 metri, poi risponde il Granarolo con Semino che dalla stessa zona prova la conclusione ma trova la deviazione in angolo di Ferrario. Numero 1 che si rende nuovamente protagonista al minuto 86, respingendo così questa conclusione da 2 passi di Lo Cicero. Nel finale l'ultima azione degna di nota è di Dagnani, che conclude di poco sul fondo. Granarolo Cogornese termina dunque sul risultato di 1-4 e i biancorossi cadono in casa davanti al proprio pubblico e incassano la seconda sconfitta stagionale. Vincono e convincono i rossoblù che sotto la guida di Mister Muzio sembrano rivitalizzati e abbandonano il penultimo posto salendo in 13ª posizione a soli 2 punti dal Torriglia.